Buongiorno, buongiorno ancora. Ladri in azione, non facciamo altro che raccontarvi di furti nelle abitazioni a Roncade. Dopo l'ennesima serata di colpi nelle case, un cittadino ha lanciato la proposta di radunarsi davanti alla chiesa di San Cipriano e andare in ronda portando con sé telefoni, torce e anche bastoni. Questi cittadini sono esasperati, favorevoli. Il sindaco invece è contrario a questi interventi perché dice così ci si espone al pericolo. Sentiamo il servizio di Lina Paronetto. Come mi avvicino alla porta, vedo proprio la porta fare così forte, ho preso paura. E di istinto non ho aperto, ho chiuso tutto e hanno rifatto ancora sto verso e ho urlato: andate via, ma chi è, ma cosa volete? Cronaca dell'ennesimo tentativo di furto in casa dalla viva voce di Tiziana Feltracco, residente con la famiglia in via Pistora, a Roncade. Dal centro alle frazioni, Biancade e San Cipriano, territorio battuto sera dopo sera dai ladri. Ho urlato, che penso che se ho urlato forte, andate via, ma cosa volete? Che mio figlio era chiuso in bagno con la musica e è corso fuori: mamma, ma cosa c'è? E niente, poi sono scappati, però ho preso paura, non si vive più. E dopo 10 minuti ancora hanno chiamato da Biancade, che erano stati da mia cognata in centro a Biancade, e là hanno proprio devastato l'appartamento. Hanno fatto una vita veramente di paura questo periodo. Qua a Roncade proprio è da aver paura. Territorio bersagliato malgrado il continuo passaggio delle forze dell'ordine, ammettono i cittadini, esasperati al punto da riproporre via social l'idea periodicamente rispolverata delle ronde, comunque le si voglia chiamare. Sul gruppo 6 di Roncade Se parte il tam-tam, raduno all'ora più critica, dalle 18 in poi davanti alla chiesa di San Cipriano, armati di telefoni, torce e perché no anche un bastone, per percorrere le vie del centro abitato con un obiettivo: riprendere in mano, così si legge nel post, la sicurezza dei nostri paesi. E i residenti delle zone colpite sono d'accordo con l'iniziativa. Molto buona e valida, sì, però bisogna avere la collaborazione di tutti. È giusto farlo, è giusto farlo. Non si può andare avanti questo sistema, rimanere a casa tutte le sere sempre con la paura o l'allarme o tutto, però con questi signori qua che arrivano non c'è niente da fare. Il passaggio sullo scendere in strada portando con sé anche dei bastoni non è piaciuto al sindaco Marco Donadel, intervenuto sia con un video sui social sia in diretta su Antenna 3. Non dobbiamo fare in modo di metterci in pericolo. Vanno bene iniziative, vogliamo fare delle camminate per la sicurezza, vogliamo, rendendoci visibili ovviamente, ma uscire con bastoni o altro vuol dire metterci in pericolo. Io sono in stretto contatto con le forze dell'ordine, sono aumentati i pattugliamenti, infatti adesso abbiamo 4 pattuglie che girano ogni sera nel nostro territorio, più altre in borghese. Cerchiamo di stare col fiato sul collo a questi malviventi che, vi dico la verità, ci hanno sfiniti, ma non inventiamoci iniziative che possono metterci in pericolo. Ora le forze dell'ordine devono concentrarsi a prendere i malviventi e non a cercare di difendere chi vuole mettersi in pericolo. Sono situazioni che possono sfociare in reazioni che poi mettono in pericolo i cittadini stessi. Ma nonostante le avvertenze e le richieste del sindaco Donadel, ieri sera sono iniziati di fatto i primi controlli, le prime ronde proprio dei cittadini a Roncade. Per noi sul posto Edi Caliman. Tedi. L'appuntamento era stato dato alle ore 18 tramite social nel gruppo 6 di Roncade Se per iniziare con queste ronde, essere da deterrenti più che di fatto sorprendere i malviventi, deterrenti per far sì che i ladri se ne vadano da Roncade, dalle frazioni attigue che sono in questo periodo bersagliate dai ladri malviventi che non hanno nessuno scrupolo e si introducono all'interno delle abitazioni con i residenti e i proprietari all'interno delle case. È una vera e propria psicosi quella che sta scoppiando, tanto che era stata lanciata la provocazione di armarsi anche di bastoni per poter eseguire queste ronde. Poi l'appello via social e anche tramite i nostri microfoni del sindaco Donadel, che invece ha di fatto stoppato l'iniziativa per non incorrere in pericoli. L'iniziativa però è andata avanti, armati solo di cellulari, dei gruppi di persone si sono ritrovati ieri proprio davanti alla chiesa di San Cipriano e per noi c'è stato il nostro Lucio Zanato. Vediamo dunque come è andata questa prima notte di ronde a Roncade. Perché lo fate?
Lo facciamo perché ormai la gente è arrivata all'esasperazione di non riuscire ad abbandonare la propria casa neanche per mezz'ora per portare i figli a fare sport. No. Ecco, in un'azione come questa, come dire, voi siete armati di telefono e di faro. Esatto, il nostro compito è solo quello di avvisare le forze dell'ordine in caso vedessimo qualche movimento sospetto. Sospetto si intende una persona che salta un cancello o giù da un balcone, ecco, non di sicuro una persona che sta seduta al parco o fa una passeggiata. Ecco, questa sera non siete in tantissimi, perché è un inizio. Beh, l'inizio va sempre un po' col freno a mano tirato, si spera che la gente, compatibilmente con i propri impegni, prenda un po' di voglia e coraggio e di fare una passeggiata assieme a noi. Perché diciamo l'obiettivo è quello di mettere luce dove c'è buio, e dove c'è buio ci sono persone quantomeno equivoche. Esatto, l'obiettivo è avere un po' più presenza e la deterrenza soprattutto. E quelli che dicono che qualcuno oggi diceva dovevate portarvi anche i bastoni. No, hanno un po' travisato il messaggio, ripeto, la nostra non è un'azione di violenza, solo di controllo e eventualmente di avviso. Appunto voi non avete nessuna intenzione di andare in contatto con gli eventuali ladri? No, beh, assolutamente no. No. Anche perché potrebbe diventare pericoloso. Certo, è pericoloso per noi anche perché siamo un gruppo di persone tranquille. Grazie a Edi Caliman e a Lucio Zanatto per la serie Chi fa da sé fa per tre. La gente è esasperata, i cittadini non ne possono più di furti e quindi alla fine si fanno giustizia da soli, come è già successo molte volte. Ma adesso torneremo sui furti perché non è finita qui, ma andiamo a Battaglia Terme in diretta da Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende perché c'è stato l'eroico intervento di due passanti che hanno salvato un anziano intrappolato nell'auto finita in acqua. A te Chiara. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ringrazio il colonnello dell'esercito, non più in servizio, Giuseppe Potenza, che è con noi, uno dei due passanti che proprio ieri all'altezza del punto dove ci troviamo con il collega lungo il canale Battaglia non hanno esitato a lanciarsi in acqua per salvare un anziano di 85 anni che era rimasto intrappolato all'interno dopo essere scivolato nel canale. Prima di sentire il colonnello però vi propongo l'intervista telefonica che abbiamo realizzato al secondo passante, Elton Zefi, che con il colonnello ha salvato l'anziano. Ho visto anche una macchina che era dentro in acqua e dentro c'era un signore che non riusciva più a uscire, aveva anche paura a aprire i finestrini per saltare in acqua. In quel momento là ho tolto i vestiti. Un signore lì che era molto coraggioso, grazie a lui siamo riusciti a portarlo in salvo. Mi fa aspetta che ti dico io quando entrare. A quel punto abbiamo visto che la macchina proprio affondava e lui mi dice dai buttiamoci, si è buttato lui per prima, dopo io dopo di lui. Siamo andati lì, poi la macchina, l'altro signore non riusciva a tirarlo fuori. A quel punto lui è salito sopra la macchina perché voleva rompere il vetro del bagagliaio, però ho visto che era il vetro del passeggero dietro, era aperto. A quel punto la macchina è andata proprio sotto. In quel momento lì ho visto la mano del signore che stava affogando. L'ho preso per la mano e ho tirato con tanta forza. Ci ho provato un paio di volte ma non riuscivo perché era incastrato dentro. Poi ho detto dai ci provo un'altra volta, ho usato tutta la mia forza comunque, e sono riuscito a sbloccarlo, a tirarlo fuori dall'acqua insieme all'altro signore. Poi sono arrivati 118, ambulanza, sono arrivati i vigili, sono arrivati tutti. È finita così dopo, l'hanno portato in pronto soccorso, adesso sta bene, mi ha chiamato ieri sera che mi diceva sto bene, grazie mille, mi ha ringraziato. È tutto qua, grazie a Dio siamo riusciti. Lei si sente un eroe? Non mi sento un eroe, a dirti la verità. Mi sento una persona normale e così vorrei che fanno tutti. Non ho pensato due volte, ho visto una persona che stava morendo là, ci siamo buttati subito, non c'era niente da pensare.
Ecco, abbiamo sentito la testimonianza di Elton Zeffi. Colonnello, lei ha coordinato un'operazione di salvataggio ieri. Che cosa è accaduto? Come mai quando ci si trova davanti a queste cose non si perde un attimo, si entra in acqua? Ma dunque, credo che sia stato decisivo il mio background militare. Insomma, dopo quasi 40 anni passati nell'esercito, l'addestramento a prendere decisioni in maniera rapida e l'addestramento fisico abbia giocato un ruolo, credo, determinante, e comunque in quei momenti quando vedi una persona in grosse difficoltà che verosimilmente sta per annegare, non hai tempo per pensare a cosa potrebbe succedere a te, ti tuffi, e così è andata. E quindi prima di tutto sono contento che sia andato tutto bene, soprattutto per il signor Giuseppe, e poi comunque è andato tutto bene anche per chi si è buttato e ha cercato di salvarlo. Ecco. Siete riusciti in pochissimi istanti a coordinarvi, bastava un occhio, praticamente un'occhiata. Sì, ci siamo guardati, io mi sono tuffato, mi ha seguito subito dopo il ragazzo Elton, albanese, e io prima sono inserito nell'abitacolo, ho cercato di aiutare il signor Giuseppe a arrivare nei sedili posteriori. Successivamente Elton è riuscito ad agganciargli il braccio e tirarlo fuori, e quindi poi insieme l'abbiamo portato a riva, quindi è stata veramente un'azione coordinata in pochi attimi, e bene che sia andata così. Ecco, per fortuna non era la giornata di oggi il canale Battaglia, insomma, sembra anche un po' più, sembra avere anche un po' più forza la corrente. Sì, non sembra, però l'auto andava via abbastanza velocemente, e poi man mano che il canale si va verso sud, diciamo, è sempre più profondo, quindi la macchina poi è sparita completamente pochi secondi dopo che siamo riusciti a tirarlo fuori. L'acqua è gelida, però in quei momenti francamente non ti rendi bene conto di quello che sta succedendo, vai e riesci a fare quello che riesci a fare. Ecco, lei l'ha sentito, il signor Giuseppe si chiama come lei, sta bene per fortuna. Gentilissimo, è stato gentilissimo, mi ha ringraziato, ho parlato anche con la figlia, quindi sono stati veramente molto cortesi, mi hanno ringraziato, e comunque sono veramente soddisfatto che per il signor Giuseppe sia andato tutto bene. Lei si sente un eroe? Ah no, guardi, penso che come me tante altre persone forse avrebbero fatto lo stesso. E poi ripeto, in quei momenti non ci si pensa. Direttore, allora io davvero ringrazio il colonnello Giuseppe Potenza per essere stati con noi, per averci raccontato questa storia. Lui la racconta in modo quasi ordinario, come se fosse stato un gesto così, che si fa perché si fa. Io dico davvero che ringraziamo persone come il colonnello Potenza, come Elton Zeffi, che non si girano dall'altra parte e che vengono ad aiutarti. È andato tutto bene, in alcuni casi l'abbiamo raccontato qualche anno fa, l'agente Zorzino ha rimesso la vita. Io davvero ringrazio il colonnello, ringrazio anche Cristiano Racchiaiende per la collaborazione tecnica da Battaglia Terme. La linea può tornare allo studio. Grazie Chiara, grazie, straordinarie anche le immagini che abbiamo mandato in onda di questo salvataggio, e davvero sono notizie che ci riconciliano con la vita, perché non facciamo altro che dare notizie in cui 10 persone si accaniscono su una sola persona, in cui c'è molta viltà, c'è molta codardia, e invece qui ci sono due passanti, due persone straordinarie che meritano la medaglia d'oro al valore civile. Questo vogliamo lanciare dal nostro piccolo questa proposta. E vediamo un altro salvataggio, un ragazzo che stava per gettarsi da un cavalcavia a Mestre in via Milanese, è stato salvato da Prince Haulader, portavoce della comunità bengalese. Sentiamo ancora Eddie Kaliman. L'appello che dicevo anche prima è quello di non svoltare quando si vede una situazione del genere, perché la vita di una persona non vale più del tempo, non vale più di niente. 3:30 del pomeriggio, un giorno come un altro, e via Milanese trafficata come di consueto. Un giovane di spalle alla strada, lo sguardo altrove verso il vuoto, e la tensione che ha catturato nel portavoce della comunità bengalese. Stavo ritornando verso casa e facendo questo ponte qua,
A un certo punto, con ciglio dell'occhio a destra, ho visto un ragazzo che aveva oltrepassato le ringhiere di protezione del ponte e là mi è scattato una sensazione di allarme. Ho chiamato la polizia e ho fatto il giro di questa rotonda per accertarmi che fosse così. E poi quando sono ripassato ho visto che questo ragazzo guardava nel vuoto. Il fratello di Prince Aulader si è avvicinato da solo, con calma, offrendo una sigaretta nell'attesa dei soccorritori. Aveva 31 anni e da quello che sembrava aveva dei problemi familiari e soffriva forse di depressione. E nel frattempo è intervenuta la polizia prontamente e ha gestito la cosa in modo veramente eccellente, quindi va un ringraziamento anche alla polizia, alle ambulanze e agli altri corpi che sono intervenuti. Aulader tempo fa era già stato testimone di un fatto simile, una ragazza che si aggirava per una tangenziale sola e barcollante. L'intento era chiaro, ma nessuno è riuscito a evitare il gesto estremo. Un appello dunque, quello che giunge da Aulader, non voltarsi mai dall'altra parte e fare attenzione a chi ci sta intorno. Se vediamo una situazione critica dove possiamo intervenire, dove possiamo avvisare le forze dell'ordine, avvisiamo e cerchiamo di essere attenti e di essere sensibili a queste situazioni. Andiamo a Venezia per la Festa della Salute, la diretta su Antena 3 della Messa con l'omelia di Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, che ha lanciato un appello per la liberazione di Alberto Trentini, da più di un anno prigioniero in Venezuela. Andiamo da Lorenzo Maier. A te Lorenzo. Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori di Rete Veneta. Sì, messa pontificale del Patriarca Francesco che, come diceva giustamente lei, ha lanciato un messaggio importantissimo durante l'omelia, parlando della libertà dell'uomo, una omelia di alto profilo. Ha ribadito un appello per la liberazione di Alberto Trentini. Ha detto: noi non possiamo dimenticare oggi che abbiamo un veneziano che è stato privato della sua libertà, e si è rivolto il Patriarca Francesco un messaggio particolare per i genitori di Alberto, citandoli proprio per nome, mamma Armanda e papà Ezio. Ha detto: preghiamo per la sua liberazione, speriamo di poterlo avere qui tra noi presto, anche in Basilica della Salute, ovviamente non alla prossima festività della Madonna della Salute tra un anno, ma presto nelle prossime ore, ecco. E quindi è stato un messaggio che il Patriarca Francesco ha voluto lasciare e pronunciare in una delle feste più sentite dai veneziani, forse la più sentita della tradizione, che mescola l'aspetto ovviamente religioso di Maria nel giorno della presentazione al Tempio, che per Venezia è la Madonna della Salute, ma anche gli aspetti legati alla tradizione civile, ecco, per i bambini l'immancabile zucchero filato, il palloncino, la castradina, che è uno dei piatti tipici della festa che si degustano in particolare quest'oggi, una festa della Madonna della Salute che si sta svolgendo con migliaia di pellegrini che fin dalle 6 stanno partecipando alle messe qui in Basilica, una messa all'ora, e stanno accedendo a questo Basilica, che è anche chiesa giubilare, nonostante un tempo che non è molto favorevole. Non c'è la quarta perché si è alzato il Mose, c'è però un vento gelido e la pioggia che di certo non sono un meteo particolarmente favorevole, ma si ricordava come nel 2003 ci fu una festa della Madonna della Salute qui a Venezia con neve e acqua alta. L'acqua alta non c'è perché il Mose si è sollevato, è entrato in funzione. Le intemperie del clima, diciamo, che si fanno sentire. Una festa che è per tutto il Veneto, perché veniva ricordato come non c'è luogo del Veneto che risalga ai tempi delle Serenissime che non abbia una basilica dedicata alla Maria
alla Madonna della Salute. È una festa che quest'anno, anno giubilare, in modo particolare ha voluto essere intitolata a Maria Regina della Pace. Ecco il pensiero anche alle purtroppo tensioni internazionali che si stanno vivendo, la guerra, le guerre, la guerra a Gaza, la guerra in Ucraina. Direttore, se non hai domande dallo studio, qui da Venezia insieme a Simone Merlo che sta curando la parte tecnica, la salutiamo e a risentirci nei prossimi TG. Grazie molte a Lorenzo Maier che ha condotto insieme a Filippo Fois la diretta della messa su Antenna 3, grazie Simone Merlo. Adesso andiamo a Belluno da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi perché è stato indagato il medico che aveva visitato una bambina di 2 anni che è morta dopo essere stata subito dimessa e oggi c'è l'autopsia. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. È proprio così. Questo medico indagato è un medico gettonista, è pensionato, ha 76 anni e lavora a turni, svolge i suoi turni al Santa Maria del Prato di Feltre ed è lui che sabato notte alle 2:30 ha accolto la piccola che era stata portata dai genitori preoccupati per una febbre persistente a 39 gradi e anche con un sospetto strabismo l'avevano portata per cercare di capire che cosa fosse accaduto, cosa stesse per accadere. Secondo quanto ha riferito la famiglia, la visita si è risolta in 50 minuti con una diagnosi di laringotracheite acuta. La piccola è stata rimandata a casa con aerosol e antibiotico, ma come purtroppo sappiamo alle 9 della mattina la piccola è morta tra le braccia dei genitori che avevano chiamato i soccorsi. Alle nostre spalle c'è l'ingresso del San Martino di Belluno perché è all'obitorio che si trova proprio nel lato ovest del padiglione ospedaliero e all'obitorio che l'anatomopatologo Antonello Cirnelli e la professoressa Marni Fedrigo stanno eseguendo l'autopsia che dovrebbe essere iniziata appena dopo le 10. Nel primo pomeriggio certamente forse qualche indiscrezione potrà emergere dall'accertamento medico legale, mentre poi sappiamo che la perizia sarà consegnata alla Procura della Repubblica di Belluno che ha disposto questo accertamento assieme evidentemente al sequestro della cartella clinica relativa per l'appunto alla bambina. Ci vorranno almeno 90 giorni di tempo salvo proroghe per avere un quadro definitivo rispetto a quanto è accaduto e a dare risposte a questi giovani, a questa giovane coppia di genitori che, lo ricordiamo, da poco tempo aveva festeggiato l'arrivo del loro secondogenito. La notizia della morte della piccola Ludovica ha evidentemente lasciato nello sconforto non solo la famiglia e la comunità di Borgo Valbelluna, ma tutta la provincia e anche oltre, perché davvero è una notizia che ha colto tutti in maniera molto drammatica. Se, direttore, non hai notizie, io ti restituirei, se non hai domande ti restituisco la linea, naturalmente gli aggiornamenti nel telegiornale di questa sera. Grazie molte Tiziana, grazie, direi di mostrare solo la foto pubblicata dalla Tribuna di Treviso e dal Corriere delle Alpi di questa bimba insieme ai genitori, una tragedia familiare con questo fascicolo aperto come diceva poco fa Tiziana Bolognani dalla Procura. Torniamo ai furti, dicevamo che non c'è tregua, proseguono nelle abitazioni i colpi o anche i tentativi di furto, qui siamo nel Vicentino, a Sant'Orso, dei ladri incappucciati hanno tentato di entrare scavalcando
la recinzione di una abitazione, sono stati messi in fuga da un passante, e questa è la rete del controllo di vicinato che allerta tutti i residenti via chat, che molto spesso funziona. Un signore stava passeggiando e ha visto tre persone incappucciate saltare dentro da una recinzione di una casa. Si è messo a gridare, questi gli hanno risposto male, anche sono usciti da recinzione, saliti su una macchina e partiti. E sono arrivati anche i carabinieri, perché ovviamente è prassi che avvisiamo anche i carabinieri. A raccontare l'episodio avvenuto nel tardo pomeriggio a Sant'Orso il coordinatore di uno dei gruppi di controllo del vicinato, che appena ricevuta la segnalazione ha allertato tutti i residenti, episodio che arriva ad una settimana di distanza da un altro tentativo. Noi abbiamo avuto 2 episodi nell'ultima settimana, uno appunto, come diceva, legato a questo tentativo di furto in una villetta poco distante da qua, e poi una settimana fa in via della Stamperia una tentata, anche in questo caso effrazione ai danni di un distributore automatico di tabacchi. E questi sono i 2 episodi che abbiamo avuto nell'ultima settimana, legati anche ad un tentativo di truffe in varie parti del paese, non realizzatisi per fortuna, perché i cittadini sono anche abbastanza attenti e allerti a prevenire questi tentativi. Furti o tentativi che nel territorio comunale rispetto agli anni scorsi sono in diminuzione, rileva il primo cittadino, che ribadisce utilità ed efficacia della rete di controllo di vicinato così diffusa sul territorio. Abbiamo credo oltre 12 gruppi di controllo vicinato con un collegamento di oltre 400 famiglie, quindi nel momento in cui si verifica qualche episodio siamo tutti in rete, siamo tutti informati, ed è un sistema che funziona molto bene anche per appunto sventare questi tentativi di furto, di truffa. E sono dei fantasmi, no? Che si materializzano nella notte, nessuno li vede arrivare sul luogo e poi scompaiono, ma ogni tanto vengono acciuffati, come è successo a una banda di ladri proprio molto specializzata nei furti negli appartamenti. Il gruppo aveva base nel Veneziano e aveva colpito tra le province di Padova e di Rovigo. 3 albanesi tra i 30 e i 50 anni sono stati arrestati e un quarto denunciato per favoreggiamento in un'indagine dei carabinieri di Adria contro una banda dedita ai furti in appartamento, la cui base logistica era a Pianiga nel Veneziano, in un alloggio ricavato al piano rialzato di un'ex distilleria. L'indagine era partita dopo un furto in abitazione avvenuto in ottobre a Pettorazza Grimani, in provincia di Rovigo. Proprio qui era stata segnalata un'Audi A6 riconducibile a persone dedite a furti in appartamento. Sono stati ricostruiti i movimenti della banda, che parcheggiava le proprie auto a Vigonza per poi raggiungere la base a Pianiga e iniziare le scorribande. Al gruppo è attribuito anche un furto in abitazione a 2 Carrare nel Padovano, durante il quale l'auto dei ladri è uscita di strada ed è stata abbandonata, consentendo una svolta nelle indagini. I 3 indagati sono stati arrestati e la Procura di Padova ha convalidato il fermo e la detenzione in carcere. Servizio di Francesco Rattai e spaccate notturne in centro storico a Venezia. La polizia ha arrestato uno straniero e una italiana. La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato 2 persone, un uomo di origine straniera e una donna italiana, ritenute responsabili di una serie di furti ai danni di negozi e locali del centro storico. Secondo gli investigatori, la coppia avrebbe agito nelle ore notturne, utilizzando la tecnica della spaccata, infrangendo le vetrine per poi compiere rapide incursioni all'interno degli esercizi commerciali. Le indagini della squadra mobile, con il supporto del commissariato di San Marco, hanno evidenziato un modus operandi ricorrente e il rischio di reiterazioni di reati. Su richiesta della Procura, il GIP ha aggravato le misure già in atto, disponendo la custodia cautelare in carcere. La donna è stata rintracciata in centro storico, mentre l'uomo si trovava già nel CPR di Potenza dopo un provvedimento di espulsione.
Oggi in regia Francesca Pezzo e Italo Morao e vediamo, ci sono delle novità sul fronte della sicurezza proprio dopo questi episodi di violenza contro il patrimonio e le persone. Ad annunciare queste misure ieri a Preganzioli il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco in visita agli attivisti del gazebo di Fratelli d'Italia per le elezioni regionali. Stiamo Lucio Zanato. Oltre 2 milioni di euro al Veneto per aumentare la rete di telecamere intelligenti lungo i principali assi viari regionali. È il nuovo provvedimento del governo sul fronte sicurezza annunciato dal sottosegretario all'interno Emanuele Prisco a Preganzioli. Quello dei furti è un problema importante, su questo abbiamo fatto anche uno stanziamento importante di risorse da coordinare con le regioni proprio per potenziare la rete anche in Veneto di videosorveglianza sulle strade principali, perché spesso non sono criminali autoctoni ma criminali che vengono da fuori a rubare in Veneto. Proprio un sistema di controllo delle vie di comunicazione principale con la lettura targhe sarà da qui a breve messo in campo insieme a Regione Veneto ed ha l'obiettivo proprio di limitare e scoraggiare questo tipo di attività criminali. Ad accompagnarlo il vice sindaco di Montebelluna e candidato in regione Claudio Borgia, che in segno di distensione dopo le recenti polemiche a Treviso ha portato il sottosegretario al vicino gazebo della Lega per ribadire la competenza del centrodestra anche nella Marca sui temi della sicurezza, zone rosse comprese. Le zone rosse funzionano benissimo, hanno permesso di controllare oltre 2 milioni di persone in Italia, hanno consentito di facilitare le espulsioni che sono di molto aumentate, oltre il 50% rispetto all'anno precedente quest'anno. Tutto quello che serve lo vogliamo fare anche aggredendo questo nuovo fenomeno delle baby gang. Alcuni sono ragazzi e in questo senso vanno i provvedimenti per garantire anche una maggiore responsabilizzazione delle famiglie, altri sono dei delinquenti e come tali devono essere trattati. Infine, tra i provvedimenti avviati dal Ministero dell'Interno ci sono importanti novità per i vigili del fuoco. Abbiamo dato via la più grande sostituzione di mezzi in epoca repubblicana, una nuova fase per le sedi, nuovi contratti, è prossima a partire a giorni l'iter per il decreto legislativo di riforma del Corpo Nazionale per farlo ancora più efficiente, ancora più all'altezza dei tempi, dotato delle migliori tecnologie, essendo incontrovertibilmente da 14 anni l'istituzione più amata dagli italiani. Titolo dell'Arena di Verona proprio sulla sicurezza, la sicurezza e la criminalità da strada, unico deterrente le espulsioni, l'ha detto il procuratore Tito nella sua relazione inviata alla Procura Generale di Venezia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026. Ancora un caso di codice rosso nel Padovano con una donna minacciata di morte quotidianamente dal compagno a cui è stato imposto l'uso del braccialetto elettronico. Le rendeva la vita un inferno, al punto tale da arrivare a spingerla contro la ringhiera del terrazzo di casa, minacciandola di gettarla al suolo semplicemente perché voleva uscire con la sorella o con un'amica. Le minacce di morte, le botte e gli insulti erano all'ordine del giorno per una donna padovana che dopo mesi di soprusi e violenza ha denunciato tutto ai carabinieri di Lozzo Attestino, che su ordine della procura di Rovigo hanno disposto l'allontanamento da casa e il braccialetto elettronico per un 32enne padovano, suo compagno. I maltrattamenti duravano da marzo ed erano iniziati poco dopo l'inizio della convivenza, prima a Padova e da settembre in un appartamento di Lozzo Attestino. Il 32enne, geloso in modo ossessivo, la insultava e la picchiava controllandole il telefono, impedendole di vedere amici e parenti e di uscire di casa. Schiaffi, pugni, sputi e calci e il cellulare sequestrato per non farle chiedere aiuto. Durante un litigio la stava per spingere giù dal terrazzo. La donna è riuscita a salvarsi e contattare i carabinieri e denunciare l'uomo. Per il 32enne, oltre all'allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento, è stato disposto l'utilizzo del braccialetto elettronico. Imbrattato nella notte a Treviso il sottopasso di via Sarpi, appena riqualificato dall'amministrazione. Il logo è sempre quello dei Novax, che rivendicano l'atto anche del loro canale Telegram.
Stiamo visionando adesso le telecamere perché forse le persone che hanno fatto questo atto vandalico non sapevano che c'erano e quindi abbiamo anche delle buone probabilità di riuscire a scoprire chi sono questi deficienti, perché proprio si tratta di persone che ne hanno in disprezzo la cosa pubblica e quindi vanno assolutamente rintracciate, punite e devono pagare per quello che hanno fatto. Forte e chiaro, il messaggio dell'assessore ai lavori pubblici arriva la mattina dopo la scoperta dell'imbrattamento notturno del sottopasso di via Sarpi, recentemente qualificato dall'amministrazione e riaperto in settembre. Un muro grigio intonso sul quale mettere la firma, in rosso, sempre quella dei Novax. Atto vandalico rivendicato anche nel canale Telegram del gruppo. Non lo so, io vedo un'imbrattatura del muro, quindi non so chi è stato, non mi interessa saperlo, mi interessa sapere la persona. Io voglio andare a capire e a colpire le persone che fanno questi atti vandalici, per il resto non mi interessa. Prendendola con filosofia potrebbe invece essere l'occasione per colorare il muro, chiamando magari qualche artista o lasciando mano libera ai giovani del Comic Book Festival. Di quello ne abbiamo già fatti altri, su altri sottopassi, e se ci lasciano il tempo organizziamo anche su questo. Però ciò non toglie che l'arte non è l'arte del graffito, non è certo imbrattare di notte queste opere che tra l'altro erano nuove. C'è stato un ennesimo atto vandalico a Santa Giustina in Colle, la casetta dell'acqua è stata di nuovo distrutta alimentando la rabbia dei residenti perché era già successo altre volte. Ennesimo atto vandalico a Santa Giustina in Colle. Ancora una volta è stata presa di mira la casetta dell'acqua, resa nuovamente inutilizzabile. A farne le spese sono i residenti, stanchi di dover fare i conti con ignoti che puntualmente danneggiano il distributore. Una foto pubblicata sui social ha suscitato l'indignazione dei cittadini che hanno denunciato la mancanza di controlli adeguati e l'assenza di misure punitive idonee per gli autori di atti simili, soprattutto dal momento che non si tratta affatto di un episodio isolato. Atti vandalici che, secondo la gente del luogo, sono all'ordine del giorno e rappresentano il preludio per altri di peggiori. Sul posto ci sono 2 telecamere di sorveglianza che tuttavia non sono bastate a fermare i vandali dal distruggere la casetta senza alcun apparente motivo. Le forze dell'ordine sono state avvisate e si attendono ora gli accertamenti del caso, con la speranza che i colpevoli vengano finalmente individuati. Servizio di Nancy Gualdi, adesso andiamo alla questione dei PFAS e della Pedemontana. Il Comitato Cittadini Tuteliamo la Salute si dice preoccupato per i potenziali rischi sul territorio all'indomani della conclusione delle indagini. Per noi Daniele Garbin e Simone Squarcina. La contaminazione di PFAS nel territorio iberico. A Villaverla un incontro della stampa del Comitato Tuteliamo la Salute. Ecco Jacopo Graziani, il portavoce che ci rivela delle importanti novità che avete scoperto in questo incontro. Ecco, di cosa si tratta? E si tratta di dei documenti che abbiamo ricevuto dal Comune di Montecchio e Precalcino stesso, in cui c'è scritto nero su bianco la data del primo avviso al Comune di Montecchio. Ancora il 19 maggio 2025 ARPAV scriveva all'amministrazione di Montecchio per informarla che nel territorio comunale di Montecchio c'era la presenza di PFAS 24 volte il limite consentito. Il limite consentito è 100 nanogrammi litro, sono stati rilevati 2465 nanogrammi litro. Ecco, una contaminazione importante che andava affrontata in modo diverso secondo voi? La situazione è molto delicata. A sud rispetto a Montecchio c'è un comune, quello di Due Ville, in cui 13.000 persone usufruiscono di acqua a dei pozzi privati. È una situazione molto delicata e che probabilmente doveva essere gestita con maggiore trasparenza, anche visto che i membri della Commissione Ecologia ci hanno testimoniato che non ne sapevano nulla. Altra questione, anche il materiale che è stato estratto nei lavori della Pedemontana, quello estratto dalle gallerie. Ecco, cosa è successo? Cosa avete documentato voi, i documenti che almeno possedete, cosa sarebbe successo? Secondo una relazione di ARPAV del 12
di novembre e i metri cubi di materiale estratto dal tunnel di Malo non sarebbero 3 ma sarebbero 5. E anche il sindaco di Dueville, Giuliano Stivan, il 6 di novembre in un incontro pubblico aveva detto che ci sarebbero circa 2 milioni di metri cubi di materiale che non si sa dove sarebbe finito. Nella relazione di ARPAV c'è scritto che sono stati utilizzati nel cantiere della Pedemontana. Noi abbiamo chiesto direttamente ad ARPAV di sapere dove questo materiale è finito. Per concludere, oggi che cosa avete intenzione di fare? Questa dichiarazione vi rivolgete a chi e che cosa chiedete? Ci rivolgiamo alla provincia di Vicenza soprattutto, che è chiamata ad approvare un progetto, che è il progetto industriale di Silva SRL, un progetto che vuole portare rifiuti pericolosi, anche sanitari, uno stoccaggio di rifiuti pericolosi tra Villaverla e Montecchio Precalcino. Chiediamo che dopo una contaminazione così importante già nel nostro territorio, la provincia di Vicenza, che è chiamata ad esprimersi sul progetto di Silva, si esprima negativamente per tutelare per quanto possibile il nostro territorio. E restiamo sull'ambiente perché l'Oasi di Casale, culla della biodiversità a Vicenza, dopo i lavori è pronta a riaprire i battenti in primavera. Sentiamo. Un polmone verde della città, una zona peculiare, area incontaminata per la fauna e la flora che ospita. L'Oasi degli Stagni di Casale è pronta per essere restituita ai vicentini in primavera dopo una serie di importanti lavori e migliorie. Un intervento che ha previsto la creazione di un percorso pedonale, oltre ad uno sul mantenimento del livello idrico degli stagni e la riqualificazione di un canneto, il tutto per conservare al meglio la biodiversità. Quindi questo canneto che nel tempo si stava interrando è stato riabbassato di livello, addolcite le sponde e quindi ricreato uno degli habitat più importanti della provincia che si sta perdendo un po' dappertutto. Sono 3 principalmente gli interventi che si stanno realizzando, alcuni di questi già conclusi. Il principale è il ripristino della zona umida a canneto che negli anni si era completamente interrata e non dava più spazio alle specie tipiche di questa zona, e quindi con un movimento terra di quasi 8.000 metri cubi di terreno si è andati a ripristinare l'area umida e con anche l'inserimento di nuove piante a canneto, anche grazie alla collaborazione e alla fornitura di Veneto Agricoltura. Poi si è realizzato un camminamento in terra solida di quasi 500 metri che collega l'entrata principale da via Zamenhof ai laghetti, ai punti di avestamento e anche al centro informazioni del WWF che gestisce questo spazio, un intervento che permetterà la massima accessibilità anche ai portatori di disabilità. L'ultimo intervento ancora da realizzare sarà una torretta per l'avvistamento dei volatili, per l'oasi di circa 24 ettari, popolata da numerose specie. Qui uccelli in via d'estinzione nidificano e gravitano durante le migrazioni, ma non solo, è stato avvistato anche un lupo. L'oasi è fondamentale per la conservazione di tantissime specie, tra le quali potremmo ricordare sicuramente molte specie di anfibi. Immaginate che qui c'è sia il tritone crestato che punteggiato, c'è la rana di Lataste, la raganella, rospo comune, smeraldino, rana verde, tantissime specie di anfibi che ormai sono sparite dalla stragrande maggioranza delle nostre pianure. Poi ovviamente l'oasi è fondamentale come punto di sosta o di nidificazione o di svernamento di centinaia di specie di uccelli, oltre che tutti i classici mammiferi della nostra pianura. Quindi sicuramente è un'oasi da questo punto di vista anche per la conservazione di tante specie. I mammiferi interessanti più grandi potrebbero esserci, potremmo citare la volpe, il tasso, la faina, la lepre, e il lupo un paio di volte, o anche mammiferi più piccolini che non sono così famosi ma sono anche più importanti a livello di conservazione, come il moscardino. Allora andiamo, purtroppo altro che oasi, in Friuli Venezia Giulia, dove si stanno ancora contando i danni dell'ondata di maltempo che ha colpito soprattutto il Goriziano. Ci sono stati 2 morti, centinaia di evacuati. Andiamo subito da Omar Costantini. A te, Omar. Sì, grazie direttore per la linea, siamo proprio a Versa, l'epicentro di questa violenta ondata di maltempo che nella notte tra domenica e lunedì ha invaso con la forte piena del fiume Iudrio, combinata insomma anche alle precipitazioni, quasi 300 mm di pioggia caduto in poche ore. E io volevo partire qui da questo simbolo, la bandiera del Friuli, la bandiera dell'Aquila patriarcale, il simbolo della ripartenza e della resilienza
resilienza, perché questa gente appena arrivata alla piena immediatamente ha preso, vedete, pala, tutto quello che hanno potuto trovare in attesa dei soccorsi e iniziare immediatamente lo sgombero delle proprie abitazioni. E le abitazioni di Versa stanno esponendo la bandiera del Friuli, il sinonimo insomma di quella che è la tenacia, la voglia e la franchezza di tornare subito operativi quando la calamità naturale colpisce. Insomma, qui si lavora da quasi 100 ore ininterrottamente in mezzi dei vigili del fuoco, protezione civile, privati, insomma tantissime persone per sgomberare, dicevamo, le proprie abitazioni dal fango, dall'acqua, per tornare prima possibile a riappropriarsi insomma della propria abitazione. Ci sono anche altre aree chiaramente della zona della Val degli Udrio colpite dal maltempo, in particolare, come giustamente dicevi tu direttore, la zona di Brazzano, dove la frana che si era staccata dal Colle di San Giorgio ha invaso e ha distrutto 4 abitazioni, purtroppo ci sono anche 2 vittime. Però anche lì si lavora, si va avanti, si cerca di ripartire, un po' quel famoso spirito, no? Che si diceva cementato il giorno dopo, anzi il minuto dopo, quando il 6 maggio del 76 l'orco Latta arrivò da queste parti e distrusse intere zone del Friuli. Il prossimo anno sono 50 anni, ma non vogliamo fare retorica, qui si vuole fare pratica, nel senso che qui si lavora, la gente è operativa e insomma in qualche maniera, vedete, anche sorridenti, abbiamo raccolto anche testimonianze, insomma la gente qui non ha voglia di piangersi addosso, ha voglia di lavorare e ripartire prima possibile, ritornare alle proprie abitazioni. Qui si parla di 350 persone al momento che stanno cercando insomma di ritornare nelle proprie abitazioni. Si lavora, solidarietà, questo è il Friuli, questa è la situazione qui a Versa, linea direttore Baccialli. Grazie a Marco Stantini. Non so se abbiamo ancora qualche testimonianza, ci torneremo più tardi. Torniamo in Veneto, sempre per persone in difficoltà, ma questa volta per l'arrivo delle basse temperature, ed è partito il piano emergenza freddo per l'accoglienza da parte del comune di Treviso, in rete anche con quello di Spresiano. Le prime persone in situazione di marginalità sono entrate nella nuova struttura dell'ex macello. Sentiamo Elena Dal Forno. Questi spazi si pongono il doppio obiettivo, innanzitutto quello di garantire a tutti un tetto e un pasto caldo, ma poi di cominciare anche un percorso per recuperare le persone e consentire loro di affrontare la vita con le proprie gambe. Quindi si va oltre le dinamiche di mera ospitalità, ma si comincia proprio un percorso di recupero delle persone. Con l'arrivo dei primi freddi, il Comune ha spalancato le porte della nuova struttura in via Castello d'Amore alle persone in grave marginalità, 13 posti letto in camerette singole o condivise, con bagno privato, un pasto caldo e la possibilità di non rimanere all'addiaccio quando l'inverno si farà ancora più rigido. Ma accanto alle prime necessità saranno anche seguiti da assistenti sociali e psicologi, un lavoro condiviso con più associazioni e amministrazioni che garantirà circa 90 posti letto. Abbiamo in più, oltre alla struttura della comunità alloggio, la struttura nuova di Spresiano. Loro accolgono fino a 8 persone. Noi nella nuova struttura accanto alla comunità alloggio 16 posti letto, quindi 16 persone, e manteniamo a 24 l'asilo notturno di via Pasubio. L'accesso quest'anno è garantito alle persone, quindi in liberalità possono presentarsi la sera stessa dalle 19 alle 21 alla struttura di via Pasubio, e da lì gli operatori faranno una prima accoglienza e poi in base alla progettualità della persona verrà destinata ai diversi progetti delle strutture che ho appena citato. Alle strutture accedono uomini sia italiani che stranieri con età variabili dai 30 ai 75 anni che dovranno necessariamente passare per i servizi sociali e l'accesso dalla sede di via Pasubio. Gli immigrati invece seguono un percorso differente che parte dalle richieste dei permessi di soggiorno o di asilo politico e si integra con quello della prefettura. E se finora le donne non rientrano nelle strutture di accoglienza, questo potrebbe cambiare già dal prossimo anno. Stiamo completando il secondo stralcio di questo immobile, dove verrà situata una mensa per poter far fronte alle esigenze legate agli aspetti alimentari, e anche altri spazi per l'accoglienza che noi vorremmo dedicare a casi un po' più delicati, dove magari c'è la presenza di donne o di bambini, quindi creare uno spazio un po' più riservato che possa consentire anche in quel caso un'accoglienza dignitosa.
I soccorsi nelle emergenze, la gestione dei grandi eventi, le emergenze sanitarie, gli aeromobili dei Vigili del Fuoco di Venezia saranno attivi 24 ore su 24. È stato siglato infatti l'accordo tra il Comune e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I nostri piloti saranno formati, cioè abilitati ad effettuare il volo notturno. Le macchine sono già abilitate. Il soccorso aeromobile dei Vigili del Fuoco sarà presto attivato anche nelle ore notturne sull'intero territorio comunale metropolitano di Venezia. Di fatto raddoppiando le ore di volo dei mezzi, il protocollo d'intesa siglato tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comune e la città metropolitana di Venezia segna un punto di svolta non solo nell'efficacia degli interventi a tutela del territorio, ma anche nella gestione di grandi eventi. Gli ambiti di intervento sono tanti, anche gli ambiti di servizio che ci vengono richiesti, perché oggi come oggi, oltre al soccorso istituzionale, vengono anche chiesti trasporti, soprattutto degli aeromobili, per questioni a volte anche sanitarie, quando magari l'elicottero sanitario è indisponibile. Per quello che è stato definito un rafforzamento che potrà essere di riferimento anche per altri territori con caratteristiche analoghe al veneziano, esposto a diversi rischi, a cominciare da quello idrogeologico, alla Smart Control Room del Tronchetto, oltre al capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, accanto al sindaco Luigi Brugnaro c'è il sottosegretario agli interni con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco. Il protocollo d'intesa necessita di coordinamento, pianificazione e tecnologia a tutti i livelli. Viene fuori una sinergia istituzionale che dovrebbe portare ad avere una prima pratica in questo senso proprio nella città di Venezia, di potenziamento del servizio aereo per prevenire ogni segnale, anche per prevenire possibili piccole o grandi emergenze, oltre che per essere utilizzato, penso, ai grandi eventi dove un occhio in più dal cielo può diventare strategico per prevenire situazioni di disagio. Vediamo il caso dell'Istituto Alberghiero Maffioli di Fietta che chiuderà a giugno. Ieri il sindaco di Possagno ai nostri microfoni ha annunciato che metterà a disposizione gratuitamente l'attuale scuola media per ospitare gli studenti a partire dal prossimo anno scolastico. Abbiamo sentito i genitori. Per la serie Non molliamo mai, i genitori degli studenti dell'Istituto Maffioli di Fietta tornano a farsi sentire. Ora c'è un'opportunità in più per salvare la sede pedemontana dell'alberghiero, visto che il comune di Possagno mette a disposizione gratuitamente l'edificio che ora ospita la scuola media. Non molliamo mai, stiamo combattendo, abbiamo trovato una nuova sede offerta gentilmente dal comune di Possagno nella persona del sindaco Valerio Favero e ci stiamo impegnando perché anche le opportunità che ci danno la Regione attraverso il nuovo sistema 4+2 possa essere, diventare una realtà anche per il Maffioli, per la sede di Pieve del Grappa e proseguire quindi con la nostra avventura in Pedemontana. Già, perché la sopravvivenza del Maffioli in area pedemontana dipende dalla scelta che verrà fatta martedì 25 novembre dal Collegio dei Docenti, chiamato a decidere sul percorso di studi 4.2. Per i genitori si tratta di un'opportunità per l'intero istituto. Crediamo che in questa maniera noi rendiamo attrattivo non solo il territorio della Pedemontana, rendiamo attrattivo tutto il Maffioli, perché possiamo dare a tutti gli studenti del trevigiano e bassanese qualcosa che attualmente non c'è. Martedì il collegio docenti avrà in mano la palla per poter fare finalmente gol e quindi terminare questa lunga battaglia cominciata l'anno scorso. I genitori del comitato spontaneo non si fermano, fanno appello ai docenti e al dirigente scolastico, alle istituzioni. E il fatto che la scuola media di Possagno venga messa a disposizione gratuitamente smonta anche il tema del risparmio economico, mentre l'offerta di 64.000 euro arrivata dalla provincia per agevolare le famiglie penalizzate dalla chiusura della sede di Fietta non convince. Ci sembra un po' strana questa offerta, visto che uno dei motivi per la chiusura era il motivo economico, il spendere questi soldi per una zona dove non c'erano studenti, però improvvisamente la provincia questi soldi li ha trovati, insomma, quindi a noi interessa non solo tutelare gli studenti che ci sono adesso, ma il nostro territorio e gli studenti futuri.
Diamo i titoli di prima pagina del Corriere del Veneto. Transizione 5.0, il ministro Urso rassicura le imprese venete, incentivi sbloccati, mentre è drammatica la situazione dell'Ilva di Taranto. Le aziende all'allarme declino, un economista dice la politica sbaglia, elogiano i piccoli e parlano di pedemontana. E Giulio Buciani, economista, trevigiano di stanza a Dublino, la crisi è strutturale, dice dalle istituzioni nessuna strategia. E poi la prima neve in montagna, le montagne innevate anche a bassa quota, parte la stagione dello sci tra prezzi folli e rischio mute, poi in vista delle Olimpiadi invernali 2026 che inizieranno a Cortina in febbraio. Il lutto a Cafarsetti per la scomparsa all'età di 87 anni di Maria Niero, la madre del sindaco Luigi Brugnaro. Era ricoverata da qualche giorno in ospedale all'Angelo di Mestre e purtroppo non ce l'ha fatta. Lascia il marito Ferruccio, i figli Gabriele e Luigi, 6 nipoti e una pronipoti. I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa San Berilla di Spinea. Poi il feretro sarà tumulato nel cimitero di Zelarino. Il Comune ha confermato tutti gli appuntamenti natalizi. Oggi l'inaugurazione dell'albero di Natale in piazza Ferretto. Tanti messaggi che stanno arrivando al sindaco in queste ore, tra i quali quello della sua Umana Reyer e del Venezia Football Club. E a Marostica il funerale di Massimo Perdoncin, 42enne, morto in un tragico incidente stradale. Il saluto commosso di parenti, amici e del gruppo dei vessilliferi di cui faceva parte. La chiesa di Santa Maria Assunta di Marostica gremita di gente per dare l'ultimo saluto a Massimo Perdoncin, da tutti conosciuto come Maci, il 42enne che ha tragicamente perso la vita in viale Vicenza a Bassano nella notte del 16 novembre a bordo della sua auto. Un uomo buono, così lo descrive Don Giorgio nella sua omelia, sempre pronto ad aiutare il prossimo, soprattutto suo fratello gemello Stefano, morto anche lui poco più di 1 anno e mezzo fa. Massimo ha avuto e ha un cuore d'oro. E questo suo avere il cuore d'oro l'ha dimostrato in tanti modi, in tante situazioni. E prima di tutto direi quello che mi colpisce della vita di Massimo è la sua solidarietà con Stefano. Gemelli, uniti nella vita, quasi 2 facce della stessa medaglia. Maci era ben voluto da tutti e lo testimonia la massiccia presenza di parenti e amici arrivati per dargli l'ultimo saluto e abbracciare papà Toni e mamma Mara, i genitori che 42 anni fa decisero di accogliere nella loro famiglia Massimo e Stefano adottandoli. Tra loro anche i clienti della macelleria Fontana di Marsan, dove lavorava da anni, e il gruppo dei vessilliferi di Marostica, gli sbandieratori che animano la partita a scacchi e le iniziative legate alla rievocazione delle quali Maci era fiero appartenente. È orgoglioso nel portare il nostro costume e il vessillo, al quale era tanto affezionato, come noi siamo affezionati a te, ognuno con i propri ricordi e le proprie emozioni che ci legano indissolubilmente. Ogni volta che sentiamo il nostro comando, Vessillo Brasso, ale! Allora andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Italo Morao, state con noi. Indovinate da cosa riprendiamo? Dai furti o dai tentativi di furto, persone che suonano ai campanelli sapendo che i proprietari di casa sono fuori perché controllano gli spostamenti e poi agiscono, ma questa volta sono stati intercettati. Andiamo da Mirko Cavallin. Buongiorno da Cittadella, l'autunno avanza, i furti o i tentati furti continuano a dominare le cronache e la vita di tanti cittadini. Siamo alle porte della città murata, non molto lontano dal centro storico, una zona di campagna ma anche con tante abitazioni, la maggior parte di costruzione recente e quindi anche con dei sistemi di allarme e anti-intrusione molto moderni ed efficienti. Continuano
però i ladri a tentare di entrare. Lo fanno addirittura suonando il campanello per vedere se a casa ci sia qualcuno oppure no. In questo caso ad alcune famiglie è andata bene, come ci racconta in forma anonima una residente. Cos'è successo ieri sera? È suonato il campanello e poi? Sì, allora noi siamo 3 famiglie, eravamo tutti a cena a casa mia, 3 famiglie confinanti e abbiamo per fortuna di cose i citofoni da cui si può rispondere dal cellulare, quindi c'è stato questo inizio di suoni di telefono, appunto di campanelli, appunto nelle 2 case che erano vuote perché eravamo tutti da me, e il tempo di uscire da casa mia e vedere chi c'era erano già andati via. Purtroppo si vede poco, non abbiamo altre informazioni in più, se non che siamo accorti poi guardando delle telecamere che comunque sono interne ai giardini, quindi si vede anche poco, che c'era un'auto parcheggiata in un angolo un po' nascosto, che aspettava insomma questa persona che si è poi allontanata appunto in auto. Ecco, abbiamo poche informazioni, però sappiamo che questa cosa succede molto spesso e è successa già nella nostra via una decina di giorni fa e niente, l'augurio è che ci si dia una mano tra i vicinati e che magari si presti un po' di attenzione ai particolari, soprattutto perché io purtroppo non ho molte informazioni da dare. I sistemi di allarme, l'aiuto reciproco, una forma di controllo di vicinato di fatto, anche se non regolamentata, può funzionare certamente da deterrente. È ovvio che controllare tutto e tutti non è possibile. Continuano anche le indagini sui colpi già messi a segno da parte delle forze dell'ordine, ma a quanto pare si prospettano mesi ancora lunghi e difficili per fronteggiare questo odioso fenomeno dei furti in casa. Da Cittadella è tutto, a voi la linea. Grazie a Mirko Cavallin. E adesso torniamo in Friuli Venezia Giulia dopo la terribile ondata di maltempo, in particolare quanto è accaduto a Brazzano. Andiamo in diretta da Omar Costantini. A te Omar. Ci troviamo lungo la strada provinciale che costeggia il lato nord del Colle di San Giorgio. Siamo all'uscita del borgo di San Rocco in direzione Dolegna del Collio Rutars, dove si sta operando per rimuovere la frana che ha ostruito la sede stradale. Questa è una delle cosiddette frane storiche, quelle che cioè sono sotto controllo e monitorate anche attraverso le mappe che potete trovare tranquillamente sul portale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro va detto che questa strada è stata riaperta circa 2 mesi fa dopo un intervento di riqualificazione e di ripristino, perché qui ci sono le cosiddette reti che impediscono l'eventuale crollo, caduta massi, perché questa purtroppo è un'arteria spesso vittima di, quando c'è qualsiasi momento di maltempo, ci sono sassi che franano sulla sede stradale. Era stato fatto l'intervento, però chiaramente la violenza del maltempo tra domenica e lunedì insomma ha fatto il resto. Vedete le tonnellate di terra che si sono riversate a valle, ci sono anche alberi, insomma c'è stata questa frana che ha nuovamente chiuso l'arteria e ci si augura che la strada che da Brazzano porta a Trussio sia ripristinata nel giro di un paio di giorni, meteo permettendo. Qui sotto, come vedete, c'è anche l'ansa del fiume Iudrio. Ecco, grazie Emanuele, facciamo vedere, eccolo lì, che corre praticamente la strada è a metà tra il fiume Iudrio, che qui fa una sorta di doppia S, e il Colle di San Giorgio. Sopra c'è anche la chiesa di San Giorgio, che corrono praticamente paralleli. E purtroppo, ripetiamo, la strada era stata riaperta poco più di 2 mesi fa dopo lavori di ripristino e messa in sicurezza, però la violenza del maltempo ha provocato questa frana che per fortuna non ha
ha provocato danni e diciamo così, problemi alla circolazione stradale, ma per fortuna non ci sono state persone o mezzi coinvolti al momento della caduta. E con queste immagini dal borgo di San Rocco di Brazzano ripasso la linea allo studio. Grazie al nostro inviato Marco Stantini. E nelle zone più colpite, Brazzano e dintorni, c'è stato il sopralluogo dei rappresentanti del governo. Situazione critica, situazione sotto controllo, insomma quello che conta è che anche lo Stato è presente sul territorio. È presente qui con il viceministro Gava, che tra l'altro è un viceministro che è del posto, quindi è molto vicina alla comunità del Friuli Venezia Giulia. C'è l'assessore Riccardi che è qui alle mie spalle. Stiamo facendo un primo sopralluogo qui a Cormonze, adesso andiamo a vedere proprio la zona che è stata interessata dalla frana. C'è da mettere immediatamente in pristino quello che è possibile fare, ovviamente, per fare in modo che i cittadini possano rientrare quanto più tempestivamente possibile. Ci sono degli insediamenti produttivi che vanno anche questi tutelati. Adesso andiamo a fare questo sopralluogo e poi magari dopo, quando ci rivedremo a Palmanova, potremo fare un punto di situazione più preciso. Grazie. Onorevole, abbiamo già sentiti nel corso del telegiornale, poche ore dopo il disastro, dopo circa 90 ore, qual è il suo... Ma guardi, io ho aspettato di venire oggi con l'assessore Riccardi e con il capo della protezione civile Fabio Siciliano, per non venire proprio nelle ore direttamente durante l'emergenza, per essere qua, per valutare la situazione. Il governo c'è, ci sarà sicuramente anche per tutta la parte dei ristori, e il governo e soprattutto il Ministero continua ad esserci per i fondi che vengono stanziati per il dissesto idrogeologico, fondi che, devo dire, la Regione sta spendendo molto bene e anche e soprattutto nei tempi. Allora vediamo se riusciamo a prendere al volo l'assessore Riccardi. Allora, proprio una battuta al volo, assessore. Insomma, mi pare che abbiamo detto tutto. Di tutto, di più. Quindi adesso andiamo a guardare un attimo con il capo dipartimento la frana, ma insomma abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che dobbiamo fare. Grazie, buon lavoro, come sempre presenti sul territorio. Linea allo studio. E si contano i danni a Corno di Rosazzo dopo il passaggio di queste bombe d'acqua. La piena del fiume Giudrio ha messo in ginocchio un'attività commerciale e diversi agricoltori. Sono stati smottamenti sulle colline e scantinati allagati. Qui siamo al mulino di Visinale, che hanno avuto parecchi danni. Abbiamo avuto danni purtroppo anche proprio a monte di qui nel depuratore del Poiana, che proprio lunedì mattina eravamo con l'ingegner Patriarca a fare il sopralluogo. I danni ci sono anche lì, adesso sono da quantificare. Le parole del sindaco di Corno di Rosazzo dopo i danni provocati dalla violenza del maltempo che tra le 21 di domenica 16 e le 5 di lunedì 17 novembre ha colpito la Valle del Giudrio a cavallo delle province di Udine e Gorizia, concentrando nel triangolo tra Dolegna del Coglio, Corno e Cormons circa 300 mm di pioggia, provocando le piene dei torrenti Corno a nord-est, Versa a sud-est e del fiume Giudrio, con portate d'acqua mai viste a memoria d'uomo. L'esondazione di quest'ultimo ha devastato il mulino di Visinale, oggi tenuta agrituristica, abbattendo diversi filari di viti lungo l'argine. Smottamenti registrati nella zona dei colli di Gramogliano, scantinati allagati tra le frazioni di Sant'Andrat e Casali Comini per il rimando degli scarichi provocati dalle falde riempite. Danni ingenti all'agricoltura. Io ho un punto di vista, non si possono fare gli sgaiamenti dei fiumi. Io continuo a dire si può fare prevenzione, qualcuno dice che bisogna alzare gli argini. Io dico invece che si dovrebbe sbloccare di poter togliere la ghiaia nei fiumi, perché non è possibile vedere, faccio un esempio, Torrente Torre a Chiopris, se uno percorre la strada nell'altezza di Nico e arriva sul ponte, il letto del fiume del torrente Torre è più alto di Nico, quindi bisogna cominciare a sghiaiare i fiumi. Intanto al mulino di Visinale si continua, a 80 ore dal passaggio della gigantesca piena, a spalare e svuotare nella speranza di riaprire prima possibile l'attività. Cerchiamo di salvare il salvabile, riuscire a tirar fuori quello che è recuperabile. Come tu puoi vedere, la situazione è abbastanza drammatica.
10 anni passati da assessore regionale a mettere in sicurezza il territorio. Giampaolo Bottacin ha diffuso una nota in cui dice: con questo fine settimana termina il mio secondo mandato da assessore alla protezione civile, dissesto idrogeologico e ambiente. Sono stati per me anni impegnativi ma anche molto formativi. Ho studiato e imparato molto, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici del territorio veneto e di tutto il nord Italia. In questi anni, continua Bottacin, ho apprezzato molto la collaborazione che mi è sempre stata garantita dagli organi di stampa, che soprattutto durante le fasi emergenziali ritengo fondamentali per informare tempestivamente e correttamente i cittadini. Voglio quindi esprimere il mio più sentito ringraziamento, dice Bottacin. Dalla prossima settimana tornerò alla mia occupazione, rafforzando il rapporto di collaborazione con il corso di ingegneria della sicurezza dell'Università di Padova e, tra le altre cose, anche continuando a prestare la mia consulenza alla magistratura relativamente a sinistri ed eventi complessi. Con l'occasione, oltre ad esprimere il mio ringraziamento, voglio confermare anche la disponibilità a continuare a garantire la massima collaborazione qualora fosse ritenuta utile. In tal senso sono sempre disponibile. Per me è un piacere appunto continuare a svolgere anche con nuove funzioni la mia professione. Grazie all'assessore Giampaolo Bottacin, che devo dire è stato sempre vicinissimo alle reti di media nord-est, con una collaborazione proprio che noi abbiamo inteso portare sempre avanti per stare vicino alle popolazioni colpite dalle molte calamità degli ultimi anni. E vediamo la stagione invernale sull'altopiano di Asiago, è pronta a partire, la prima neve è caduta, i preparativi sono in fase di ultimazione. Ci siamo, la stagione invernale è alle porte. È quasi tutto pronto. La prima neve è già caduta in quota e l'altopiano dei 7 comuni si sta colorando sempre più di bianco, come confermano le immagini pubblicate da asiagoneve.com e gli istruttori della scuola Sci Verena. È arrivata la prima neve qui ad Asiago e quindi il paesaggio è cambiato. Si sono abbassate le temperature, quindi ci consentirà anche di sparare neve e quindi di preparare le piste per il 5 di dicembre. Intanto si procede spediti con i preparativi. Gli albergatori, i commercianti e i gestori degli impianti sciistici stanno rifinendo gli ultimi dettagli, in vista di una stagione che ci si augura ricca di neve e turisti di tutte le età, grandi e piccini. Nell'aria si respira fiducia e ottimismo e la montagna si prepara ad accogliere l'inverno. Si prospetta una buona stagione, le prenotazioni sono buone, la scuola Sci Verena aspetta tutti i nostri clienti per farsi delle belle sciate qui sull'altopiano di Asiago. Servizio di Nancy Gualdi, adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo. I conducenti degli scuolabus di Confartigianato Marca Trevigiana sono sul piede di guerra di fronte ai continui episodi di violenza e vandalismi a bordo dei loro mezzi ed è nata una campagna di sensibilizzazione rivolta anche ai genitori di questi ragazzini. L'autista aveva ripreso 3 ragazzini delle medie perché appunto alzavano le mani all'interno dello scuolabus e ha fatto questa segnalazione alla scuola, la scuola l'ha passata al comune perché è il comune che è responsabile del servizio scolastico e hanno sospeso il servizio scolastico per questi 3 ragazzini per 3 giorni. Il giorno seguente è arrivata la lettera dell'avvocato della famiglia per chiedere la reintegrazione all'interno dello scuolabus. Questo è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo riportato da un autista di scuolabus della Marca, Davide Baldoin, presidente degli autobus operator di Confartigianato. Ma sono pressoché quotidiani i vandalismi e le violenze a bordo dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico per i ragazzini di elementari e medie. Un fenomeno monitorato dalla categoria che evidenzia subito un aspetto: si sta progressivamente abbassando l'età di chi si rende protagonista di questi atti, 12-13 anni, anche se ci sono casi pure tra i bambini delle elementari. Prese in giro, liti, mani che si alzano tra compagni e poi ci sono i vandalismi a bordo di mezzi sempre più attrezzati e moderni che costano tra i 130 e i 150.000 euro.
Ogni anno facciamo la conta dei danni perché vengono vandalizzati i sedili piuttosto che le tendine, questi ragazzi, i martelli per la rottura dei cristalli in caso di emergenza spariscono, ma stiamo parlando di bambini, di ragazzini, è quello che ci stupisce, che ci lascia un po' l'amaro in bocca. Che danni contabilizzate a fine anno? È possibile fare una stima più o meno? Ma guardi, noi per ogni scuolabus grosso modo spendiamo 3.000 euro l'anno. Autisti sempre più soli, in prima linea, con un ruolo che non è più solo quello del conducente. Devono essere anche controllori, devono essere educatori, cioè anche all'interno dello scuolabus. Fa parte sempre di un programma scolastico. A questo si aggiunge la poca collaborazione delle famiglie. Proteggono questi ragazzi di fronte a tutto, davanti all'evidenza, davanti a queste situazioni e capisco che anche il Comune abbia una difficoltà a gestire queste situazioni. Spesso cosa succede? Che quando i nostri conducenti, i nostri autisti riprendono, alzano un po' la voce per mettere ordine, i ragazzini riportano a casa il fatto, quello che è accaduto, e spesso l'autista riceve un richiamo da parte del Comune. Confartigianato ha dato vita ad una campagna di sensibilizzazione perché sia maggiormente riconosciuto e tutelato il valore sociale ed educativo della categoria che, come altre, e anche per colpa di queste delicate dinamiche, soffre la mancanza di personale. Per noi è un grosso problema, noi abbiamo già difficoltà nel reperire persone che vogliano svolgere questo tipo di servizio. E in più si trovano appunto disarmati davanti a queste situazioni. A Cortina d'Ampezzo della Coppa del Mondo e delle ormai vicine Olimpiadi e Paralimpiadi ha parlato a Belluno il ministro dello sport Andrea Abodi. Questa Coppa del Mondo ancora una volta spiegherà anche agli scettici, a quelli che non si arrendono all'idea che saremmo stati capaci, e che quella pista esiste, peraltro apprezzata dagli atleti di tutto il mondo. A 77 giorni dal via ufficiale all'Olimpiade invernale 2026 gli occhi sono puntati su Cortina e sulla nuova Eugenio Monti, che nelle prossime ore per tutto il weekend ospiterà le gare di Coppa del Mondo di bob e skeleton. Il ministro per lo sport Andrea Abodi nel pomeriggio ai nostri microfoni ha esaltato ancora una volta la pista di bob, che una volta chiusi i giochi potrà diventare, o almeno questo è l'auspicio, il centro dell'interesse per 3 discipline condannate dalla chiusura della pista di Cesana. Tutto ha una ragione, io penso più all'eredità che all'agenda olimpica, nel senso che si consacrerà dopo lo sforzo che è stato fatto da chi ha sviluppato quel cantiere. Resta ancora tutta aperta invece la partita della cabinovia Pollonio-Socrepes, e secondo Michele Titton, il mago della pista di bob indicato da Simico anche alla guida dei lavori per l'impianto di risalita, il cantiere sarà completato entro 78 giorni, pur se l'agognata immunità di frana che deve essere rilasciata dalla Regione Veneto si fa attendere. Bisogna far lavorare i tecnici, se c'è fiducia nei tecnici, se loro ci dicono che la tempistica è molto stretta ma comunque è possibile, io mi devo augurare che quelle valutazioni siano corrette. Siccome la società Infrastrutture Milano Cortina ha rispettato gli impegni che ha preso partendo proprio dalla pista di bob, io devo pensare che si possa contare anche su questa nuova struttura, che mi sembra sia indispensabile e comunque importante anche nell'ottica di una mobilità sostenibile che non vada a concentrarsi e che impedirebbe poi di arrivare sulle piste a migliaia di persone. Ministro dello Sport al microfono di Tiziana Bolognani. Non perdetevi questa sera dalle 21:15 circa l'ultima puntata di Focus prima del voto di domenica e lunedì, l'ultima puntata elettorale. Domani c'è il silenzio elettorale e quindi stasera si confronteranno tanti ospiti: Claudio Beltramello, Anna Maria Bigon, Claudio Borgia, Gian Antonio Darè, Roberto Marcato, Morena Martini, Arnaldo Pitton, Enrico Popolo, Enoc Soranzo, Andrea Zanoni e Alberto Villanova. È tutto per oggi. Grazie a Francesca Pezzo e a Italo Morao in regia, e ci vediamo stasera con il nostro talk. Arrivederci, buona giornata.